Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento Venetologia Reporter. Dunque parleremo di esodi, di migrazioni e facciamo un riferimento immediato a un mini esodo che vi avevo già accennato la volta scorsa, che era partito proprio da Montepulciano stazione nei primi anni 30 durante la chiusura dello zuccherificio. Un gruppo di persone si spostarono, dovettero spostarsi per forza in Veneto Orientale presso lo zuccherificio di Ceggia. Siamo praticamente lungo la statale 14 triestina della Venezia Giulia, subito dopo San Donà di Piave, qualche chilometro dopo San Donà. Parliamo di questi argomenti, ma non solo, con il professor Michele Boato, noto anche a livello nazionale. Il sottoscritto lo ha raggiunto a Mestre in occasione di un incontro con la cittadinanza. Vediamo subito il nostro servizio. La villa ufficiale Franchin Marinoni, che se cercate trovate spesso Franchin Marinoni, è la villa che è oltre quel muro, una grandissima villa e poveri e malati. Arrivano. Io ricordo che verso il 33-34, con la chiusura dello zuccherificio di Montepulciano, siamo in Val di Chiana, c'è stato un mini esodo di toscani che sono poi stati assorbiti presso lo zuccherificio di Ceggia. Siamo in Veneto Orientale, dopo qualche chilometro dopo San Donà di Piave. Ti dice niente questa cosa? Mi dice purtroppo il contrario, che dopo il 66, quando c'è stata l'alluvione grossa, anzi ancora prima nel 53 sul delta del Po, decine o centinaia di migliaia di veneti invece sono andati via dalla provincia di Rovigo, ma anche da quelle di Venezia e di Treviso, per andare, ahimè, prima in Belgio e poi in Sud America. Quindi l'emigrazione l'abbiamo avuta, immigrazione l'abbiamo avuta e l'abbiamo ancora adesso da africani e da asiatici, ma l'emigrazione è stata potente anche in Veneto, e immigrazione purtroppo. Oggi emigrano i giovani laureati. Noi abbiamo una emigrazione di massa di cervelli, di giovani anche brillanti, che non trovano il lavoro qui né in Veneto né in Italia e vanno a Londra, in Germania, mio figlio è negli Stati Uniti per questo motivo. E questo è un altro problema, motivo di una ulteriore trasmissione di approfondimento, un problema, stiamo perdendo delle teste, diciamo, importanti. Il fior-fiore della nostra gioventù. Si parla di 100.000 giovani che l'anno scorso sono emigrati dall'Italia all'estero. 100.000, c'è una cosa, e noi li abbiamo educati, abbiamo pagato le università eccetera, perché in Italia per fortuna insomma si paga qualcosa all'università, ma non è certo come negli Stati Uniti. Abbiamo creato, e poi questi vanno all'estero perché qui non sappiamo valorizzarli, è una cosa assolutamente da cambiare. Assolutamente sì. Poi per chiudere questo argomento qui, che cosa si potrebbe proporre per recuperare i nostri giovani preparati, i nostri giovani intelligenti? Abbiamo una grande potenzialità, lo ricordo. L'economia moderna cresce soprattutto con la ricerca. E invece la ricerca in Italia è assolutamente sottovalutata, è lì che questi giovani possono andare. Se non c'è la ricerca, se non ci sono privata e pubblica, entrambe nell'industria e nelle università, questi giovani seguiranno altre strade. Riprendiamo da studio. Dunque ringrazio Michele Boato per queste informazioni. Noi però l'abbiamo raggiunto nuovamente, sempre a Mestre, in Villa Franchin, presso il giardino di Villa Franchin, nuovamente, perché lui ha scritto un libro molto importante che racchiude anche episodi degni di essere portati sotto i riflettori nazionali. Il secondo servizio.
Mestre 1950-2025, storie di una grande città di Michele Boatola, professore. Intanto mi fa piacere ritrovarla qui ai nostri microfoni. Ecco, se ci può parlare di questo libro, di cosa tratta e perché anche ha voluto questa documentazione. Sono storie, non è la storia, cioè non mi sono messo a fare lo storico, nel senso che sono cose che o ho vissuto personalmente o comunque ne ho conoscenza diretta di persone, di fatti che riguardano questa città Mestre, che è sempre stata vista come una periferia di Venezia, oppure il dormitorio per gli operai di Marghera, oppure il passaggio per i turisti, e invece ha una sua grande qualità, e non solo nell'antichità perché ha i suoi 2000 anni, ma per la sua presenza oggi di movimenti, di iniziative. Per esempio in questo momento siamo al centro donna in Villa Franchin, dove le donne nel 77 hanno occupato una villa e ne è diventato un centro donna, ma così abbiamo visto Piazza Ferretto che è diventata pedonale perché gli amici della bicicletta l'hanno fatta diventare pedonale facendo una serie di manifestazioni e obbligando la politica a farlo, e così via. Anche la Laguna, che ha visto le barchette di medicina democratica, di smog e dintorni, che bloccavano lo scarico dei fanghi. Insomma, questa città e i suoi dintorni, anche la Laguna è sia di Venezia che di Mestre, è importante perché ha una sua storia di questi ultimi anni, soprattutto a partire dagli anni '80. Devo dire, una persona in particolare l'ha fatta propria questa storia, che si chiama Gaetano Zorzetto, cioè pro-sindaco di Mestre, che tutti ricordano con nostalgia perché in realtà è stata la persona che ha dato la svolta, assieme ai movimenti che ho già citato, perché Mestre si sia un po' alla volta buttata via questa cappa che aveva della più brutta città d'Italia. Ricordiamoci che nel 75 realmente era la città con il più basso tasso di verde per abitante, 20 centimetri quadrati per abitante. Una cosa che faceva rabbrividire, ma poi grazie anche a un sindaco molto bravo, Mario Rigo, anni 75-85, ecco i parchi, il Parco Piraghetto, il Parco Bissuola e poi ancora il Parco di San Giuliano e la pista ciclabile, le cose che conosciamo. Io penso che Mestre abbia ancora molto da fare e perciò questo libro è uno strumento in mano anche per gli insegnanti, per le scuole, per poter conoscere la storia e fare passi successivi. Piazza Ferretto, che è conosciuta, possiamo dire, a livello nazionale ma anche internazionale, l'antica torre, ecco, ha da raccontare tantissime cose anche durante il periodo di guerra. Ho visto delle fotografie che insomma la dicono lunga. Qui si è vissuto quel periodo in maniera abbastanza anche con paura, insomma. Sì, Piazza Ferretto era occupata da un bunker, per esempio. Poi successivamente è stata occupata dalle automobili, ma durante il periodo di guerra era il centro della città e i bombardamenti, devo dire, l'hanno solo lambita, perché i bombardamenti anglo-americani partivano dalla stazione, hanno preso pezzi di via Piave, sono arrivati a via Poelio, proprio all'entrata di Piazza Ferretto, e per fortuna non ha fatto i danni monumentali che ha fatto invece in via Piave. Ecco, voglio dire che Piazza Ferretto ha il nome di un partigiano, perché durante il 43-45 sono state decine gli operai di Marghera e gli insegnanti, soprattutto di Mestre, che hanno partecipato alla resistenza, e la brigata, che prima si chiamava Felisati, ha il nome di una persona che è il fratello del pittore Felisati, che è stato ucciso in quegli anni. Poi ha avuto nome questa brigata Ferretto perché è stato ucciso anche lui, ma molti di loro sono rimasti per fortuna vivi e hanno creato il tessuto su cui Mestre nei primi anni del dopoguerra è rinata. Ecco, un particolare che mi ha sempre colpito, quando ci fu l'accordo di lasciare Mestre, cioè che i tedeschi lasciassero Mestre, c'era un bluff sotto. C'era il bluff perché i tedeschi dicevano: noi ce ne andiamo con le armi ma senza usarle. L'accordo era che non le avrebbero usate almeno fino a Tessera, andando verso nord, verso la Germania. In realtà avevano minato le fabbriche, perché per loro quello era il punto centrale di Mestre, erano le fabbriche di Marghera. E gli operai di Marghera, a partire da quelli che avevano fatto la resistenza, ma soprattutto tutti, per mantenere la ricchezza e l'importanza di queste fabbriche, hanno sminato tutte le fabbriche e nessuna di queste è stata colpita, è stata distrutta.
Ecco, molto interessante, mi chiedo nelle scuole se questo argomento viene trattato, quanti sanno di questo episodio? Né di questo, né degli scioperi che già prima, negli anni 40, avevano visto gli operai di Marghera lottare contro il fascismo, già prima, ed è per questo che Mussolini più volte è venuto a Marghera per cercare di trovare simpatia fra questi operai, che non ha mai trovato, perché ci sono stati soprattutto nel 1943 forti scioperi sia a Torino sia a Milano, ma anche a Marghera. Qualcuno ha avuto il coraggio di uscire e parlare, quindi protestare? Sì, gli scioperi erano scioperi veri, non erano 10%, erano scioperi quasi unanimi, perché solo se erano unanimi allora si difendevano gli operai, perché se fosse stata una minoranza, quella minoranza sarebbe stata poi giustiziata. Bene, riprendiamo da studio. Ringrazio moltissimo Michele Boato, ricordo che oltre ad essere scrittore è anche presidente dell'Eco Istituto Veneto. Michele Boato, noto anche a livello nazionale, lo ritroveremo prossimamente. Nel frattempo io chiudo qui Pianeta Oggi Report, il nostro approfondimento giornalistico. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con le nostre trasmissioni.